state preparando? Starà preparando la pignolata. Quali sono gli ingredienti di questo dolce? Cosa abbiamo messo? Allora, le uova, questa è la dose, diciamo, per 1 chilo di farina. 6 uova, una bustina di lievito per dolci, 100 grammi di sugna, o del limone grattugiato oppure un po' di martini o anche un po' di limoncello, quello che si ha in casa, 200 grammi di zucchero e 1 chilo di farina. Andiamo a mettere tutte le uova con lo zucchero in una terrina e li sbattiamo con una frusta elettrica. Poi piano piano aggiungiamo tutti gli altri ingredienti e poi alla fine otteniamo un panetto di questa consistenza, né troppo molle né troppo duro, che poi andiamo a tagliare in pezzettini e andiamo a stendere come se fossero dei bastoncini. Andiamo a stendere e andiamo a tagliare in dei tocchetti di 3-4 cm, quanto si vuole, non c'è una misura standard. Li sistemiamo così in un vassoio da non attaccarsi uno con l'altro e poi viene trasferita in una padella con dell'olio bollente, 3-4 minuti di cottura fin quando raggiunge la doratura giusta e poi può essere gustata sia calda, subito appena scesa dal fornello, oppure si può rimescolare in una padella con del miele fatto in casa dalla signora Maria, del figlio della signora Maria, e poi sopra mettere un po' di zucchero a velo, un po' di cannella e delle scorzette di arancia o limone. E questi sono già pronti per andare in frittura, vero? Sì, sì, pronti per andare nell'olio caldo. È una bontà questa pignolata. Questo è un dolce che si prepara abitualmente per carnevale, sì. Però voi qui state... Noi lo facciamo anche per San Sebastiano, che è il nostro patrono di Tortolisci, per offrirgli qualcosa e per ringraziarlo. Grazie San Sebastiano. Quindi i nudi avranno la possibilità di gustare la Sì, pignolata sì. lunedì. Sì, di fermarsi perché San Sebastiano ha fatto tante fermate, anche perché lavare è pesante, i nudi si riposano e in omaggio gli offriamo questi dolci, c'è anche pane e formaggio, salame, ci sono tante cose, poi non sono solo i dolci. Allora amici, fateci sapere da dove ci state guardando e scrivete nei commenti anche qual è il dolce della tradizione di carnevale che voi preparate. Qui stiamo giocando d'anticipo perché lunedì sarà la festa di San Sebastiano e la signora Maria in buona compagnia oggi, ecco, ha 2 aiutanti molto bravi, signora, vero? Sì, sì, molto bravissimi. Ed è anche questo lo spirito di un tempo, quando tutti insieme si preparavano tante cose, magari nelle ricorrenze speciali. Sì, prima si faceva sempre a carnevale, ora si può fare durante l'anno quando non si vuole, ma questa volta la facciamo per l'onore di San Sebastiano. Una volta era un'occasione di incontrarsi anche tutti i vicini di casa, tutti in famiglia e per noi bambini, diciamo, era un modo per giocare. Impastavamo questa farina, queste uova, quindi farina dappertutto, era un modo per giocare e per stare tutti insieme. C'è un po' di nostalgia, signora, dei tempi passati, signora Maria? Sì. Una volta c'era l'unione, la famiglia stava insieme. Sì, si stava più insieme, ora sono sparsi di qua e di là, specialmente i miei figli. E soprattutto una volta si preparavano Ce n'è tante... uno qua e 3 ce l'ho fuori. Si preparavano tante cose in casa, oggi invece magari i giovani di oggi vanno a comprare già il cibo pronto. Sì, sì. No, qualche volta lo faccio anch'io, lo dolce. Allora, come procede la frittura? È pronta? Pochissimi minuti, quindi? Sì. Quindi in pochissimi minuti è pronta la pignolata. La scoliamo? La possiamo gustare, quindi già così. Sì, così è buonissima. Quindi ancora calda, ma si può gustare anche fredda. Sì, sì, si può mangiare anche fredda. Fredda si mangia col miele. Calda così, però messa nel miele si riscalda anche un po'.
Qui abbiamo anche Marica, vieni a trovarci Marica, perché qui a Tortorici c'è una grande devozione per San Sebastiano e ognuno cerca di dare il proprio contributo. Oggi qui stiamo preparando la pignolata che sarà servita ai nudi. Ma è un nome particolare, i nudi, perché si chiamano così? Perché siamo vestiti di bianco, il segno devozionale, e sappiamo bene che il bianco è il segno di purezza. Quindi lunedì ci sarai anche tu in processione? Sì, lunedì ci sono anche in processione, ormai io sto fuori, però le mie origini sono di qui, quindi ogni anno non posso mancare alla festa, il segno di devozione. È il patrono di Tortorici, San Sì, Sebastiano? il patrono è il protettore, sì. Come si svolgerà la festa? Il giorno 20 uscirà dalla sua chiesa, dalla chiesa madre Santa Maria Assunta, e scenderà verso il torrente Galagni. Lì ci sarà la benedizione del Te Deum e poi proseguirà per le vie del paese, dove ci sarà una lunga processione. Entreremo più o meno intorno alle 18, 18:30. E non importa se c'è bel tempo, brutto tempo, pioggia, neve, grandine, comunque il santo esce dalla chiesa. In molti andranno a piedi scalzi? Sì, i nudi soprattutto andranno a piedi scalzi, gli uomini non hanno questo tradizionale fazzoletto in vita, invece le donne lo metteranno in testa. E poi ci sarà il passaggio anche sul torrente? Sì, il passaggio sul torrente dove il santo sosterrà lì qualche minuto e faranno i parroci del paese il Te Deum di ringraziamento in latino. Allora, noi invitiamo tutti a venire qui a Tortorici per la festa di San Sebastiano e intanto invitiamo anche a replicare questa buonissima ricetta, la potete fare quando volete perché ormai la pignolata si prepara tutto l'anno, vero? Sì. Una volta diciamo veniva più preparata per Carnevale, adesso in segno di onore, di ricompensa, per i nudi, perché fanno il sacrificio di portare la vara di San Sebastiano sulla spalla, che è una vara abbastanza pesante. Signora Maria, abbiamo già quasi finito l'impasto. Sì, siamo all'ultimo scorcio. E qui si continua a friggere. La pignolata. Allora amici, fateci sapere da dove ci guardate e naturalmente vi auguriamo un buon fine settimana.